Bentornati sul canale. Oggi siamo a Lignano Sabbie d'Oro, c'è un po' di vento e quindi il drone non potrà essere alzato. Sarebbe stato bello farvi vedere quella struttura dove c'è il bar, che è tipica di Lignano Sabbie d'Oro, ma col vento non si può far alzare il drone, almeno quello piccolo mio. Siamo qui sempre con Assunta, che vedete laggiù, che chiama Jack, che sta qua, e Sanchez e Joelle che sono là. E un piccolo giro che ci siamo dedicati questo pomeriggio. Fa caldo dopo tanti giorni di brutto tempo e niente, vi facciamo vedere un attimo un pochino di Lignano Sabbie d'Oro. Intanto, per incominciare, Lignano Sabbie d'Oro è formata tutta questa parte di grattacieli che danno su questa spiaggia, e di là sentite Assunta che ce l'ha con Jackie, e oggi non so se si vede con la GoPro le montagne innevate, le Alpi innevate, che sono tutte là. A sinistra ci sta l'Italia, a destra ci sta la Slovenia. Allora, io pensavo di andare sopra, visto che il drone non può alzarsi per il vento, pensavo di andare sopra la terrazza del mare, ok? Come state sentendo in sottofondo, però, la terrazza del mare deve aver avuto qualche guaio con il mare, cioè qualche ondata l'ha fatta, e quindi sta in fase di ristrutturazione. Quindi non ci si può andare. Allora, come detto, la terrazza del mare adesso ve la faccio vedere dall'altra parte, dove stanno facendo i lavori. E adesso giriamo e ecco qua i grattacieli di Lignano Sabbie d'Oro. Giù, vieni! Adesso facciamo una cosa instagrammabile. Instagrammabile! Sorridete, sorridete famiglia, sorridete, 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 sorridete. Siccome qualcuno ha detto che io non ci sono, eccomi, vedete? Vedete? Ci sono pure io qua. Guarda, però io non sono fotoigienico in questo momento. Allora, Assunta ha bisogno di un sacchettino, delle deiezioni dei cani, per raccogliere le conchiglie. Quindi abbiamo trovato ai sacchettini anche un'altra utilizzo. Prendi. Aspetta, andiamo. Brava! Guarda che cosa stai facendo! Dai, ma guardalo, no! Ma perché Madonna, tiri? guarda che sei nato, Guarda, mi viene l'ansia a vederla, mi viene l'ansia perché sto recuperando tutto io, guarda, la manina. Cosa ne pensi di questa azione? Ogni azione è uguale. Ma se c'è le mani di gomma. E quelli vanno in acqua. Jack, notte. E quello fa la birba. Abbiamo Joelle che sta prendendo dimestichezza nel stare in acqua d'inverno coi piedi a mollo. Adesso è fuori.
Gio, vai. Gio, vai. Gio, vai. Logicamente a Gio vai non va. Allora, noi abbiamo laggiù, dove è il mio Tito, Trieste e tutta la costa slovena e croata. Fino a laggiù. Di qua dove c'è il capo, sempre che la GoPro lo fa vedere, abbiamo la fine del Friuli con Bibione. Jack, siamo qua! Jack! Questo è il lungomare di Lignano Sabbiadoro al pomeriggio di un inverno di febbraio, e guardate che luce che c'è, viale Alberato con tutte residenze private, residenze, hotel sulla destra, e sulla sinistra tutta la spiaggia con la terrazza del mare qui alla mia sinistra, che stanno ristrutturando, come vi ho detto, in spiaggia. Adesso andiamo avanti. Allora, stiamo percorrendo verso il centro di Lignano, c'è una piazza come vedete davanti a questa macchina. Fra poco, quando la macchina va, questo sarebbe il centro preciso di Lignano Sabbiadoro. Noi non ci fermiamo logicamente perché stiamo andando al porticciolo. Questi che vedete davanti a noi sono i tipici palazzoni di Lignano Sabbiadoro, grattacieli alti. Di qua adesso troveremo una piccola sosta per poter far vedere il porticciolo. Allora, qui ci troviamo nel porticciolo di Lignano Sabbiadoro, che si trova dietro. Quello è il ponte dove si passa da una parte all'altra e dietro c'è l'uscita. Come avete visto, lì ci sono sempre i grattacieli, cioè una cosa tipica di Lignano Sabbiadoro sono questi grossi grattacieli che trovate, ok? Perché sono condomini, hotel, residence, insomma c'è un certo tipo di turismo, e ce n'è pure molto, eh? Qui per esempio c'è l'Hotel del Mare, che è particolare. Andiamo. Adesso saliamo sul ponte e avremo una bella visuale. Adesso ci fermiamo un attimo sopra e facciamo una panoramica. Lignano Sabbiadoro. E tutta l'altra parte là fuori. Allora, Lignano Pineta è logicamente, come il nome indica, è prevalentemente in una pineta, ok? Benissimo, dove troveremo un altro tipo di ricezione che sono più su villette, alberghi un po' più bassi, diciamo, e camping, ok? Questa è la pineta, la nostra destra e sinistra. Adesso abbiamo il sole in faccia però, quindi si vede ben poco. Eccola qui la pineta. E quello davanti a noi che stiamo raggiungendo è l'esempio di residenze che abbiamo. C'è qualche grattacielo nello sfondo, però di base sono questo tipo di residenze qua. Lignano Pineta. Prevalenza di pineti. Andiamo a destra. Questi si chiamano, questi muraglioni che avete visto davanti, scusate, questi muraglioni che avete visto davanti si chiamano porte,
perché sono gli accessi alla spiaggia, quindi sono numerati da 1 a 10, se non ricordo male, come questo. Con il relativo stabilimento, dove ci sono pure i tabaccai, i giornalai. Siamo alla strada adesso e facciamo due cose. La prima, vediamo una porta com'è, come si entra, infatti ne abbiamo trovata una, o cancello anche. Come vedete, questo è. Adesso fuori stagione mettono queste barriere, al di là di queste barriere abbiamo là il Cursa, che era un riferimento, il mare. Ok. Quindi abbiamo Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro laggiù. Come detto, lì c'è tutto, Prato, Monfalcone, Trieste, Capodistria, si arriva fino alla Croazia. Adesso cambiamo la prospettiva. Qua sopra ci sono tipo qua sopra ci sono delle camminatoi. Andiamo a vedere. Adesso saliamo queste scale. Ed ecco le terrazze. Questo video non voleva essere il promo di Lignano Sabbiadoro, ma siamo venuti qui il pomeriggio, ci siamo fatti una passeggiata sull'Arenile, abbiamo goduto del sole di febbraio con i nostri cani e niente, abbiamo fatto due riprese perché la giornata era particolare, c'era una luce particolare, data anche dal freddo, si oscilla dagli 11 ai 13 gradi oggi, e perché avevamo anche voglia di far volare il drone, però c'è vento, quindi far volare il drone sulla terrazza del mare che stanno costruendo adesso è improponibile, anche perché stanno lavorando, quindi far vedere una cosa con tutte le paratie come avete visto non va bene. Per oggi è tutto da Lignano Sabbiadoro, ci aggiorniamo con le prossime riprese.